Il valore di questo award è moltissimo, soprattutto perché per quanto riguarda la mia candidatura, cioè quella di allenatore dell'anno, la votazione viene fatta da altri addetti ai lavori, quindi hanno votato i GM, gli allenatori, i giocatori delle altre squadre. Sicuramente lo dedico al mio staff e poi le persone che più di tutte mi supportano e sopportano durante l'anno, quindi mia moglie e mia figlia. Alessandro Magro ha vinto il premio di miglior coach della Serie A. La Pallacanestro Brescia, dopo un avvio di campionato in salita, è infatti riuscita a cambiare marcia giocando una pallacanestro da applausi e chiudendo la regular season al terzo posto. La chiave del successo di questa stagione secondo me è stata la voglia di seguire un sogno, infatti da lì nasce l'hashtag Dream Big che ha caratterizzato la nostra stagione. Si è sviluppato attraverso la fiducia che il club ha riposto in noi come gruppo di lavoro, come staff, e poi la pazienza. Questo alla fine ha pagato dividendi importanti perché abbiamo scritto una delle pagine, se non la pagina più bella della pallacanestro qua a Brescia. Coach Magro ha l'esperienza e la personalità per guidare un gruppo così ambizioso. La sua filosofia di gioco è chiara e sicuramente apprezzata dai giocatori. Enjoy the journey, cioè godetevi il viaggio, divertitevi. Sono un allenatore che vuole fortemente combattere la comfort zone, perché bisogna sempre cercare nuovi stimoli, nuovi modi per avere il fuoco che ti spinge, nuove ambizioni. La squadra deve condividere il pallone in attacco e condividere gli sforzi in difesa. Per me è fondamentale che si costruisca il tiro meno contestato possibile. La regola principale è che non si passano i tiri e che si deve cercare il giocatore che può avere il tiro a più alta percentuale. Per competere servono uomini capaci di anteporre gli obiettivi della squadra a quelli individuali. E indubbiamente Coach Magro ha la capacità di creare un gruppo con una sola anima. Parto sempre da un fattore che è l'onestà, che sicuramente paga. Il fatto di dire sappi che io non ti mentirò mai, farò tutto quello che è nelle mie possibilità per far crescere i giocatori individualmente e come obiettivo finale provare a mettere tutte queste necessità individuali al servizio della squadra, perché poi nel nostro ruolo l'obiettivo è provare a vincere le partite. Vincere conta sempre, ma un giocatore e un allenatore possono essere valutati anche secondo altri parametri. Un modo per valutare se un allenatore ha fatto più o meno bene il suo lavoro è vedere come ha giocato la sua squadra come collettivo in campo, in attacco e in difesa e forse soprattutto se i suoi giocatori durante la stagione sono cresciuti. Io avevo promesso e avevo la speranza che per tanti dei miei giocatori questa potesse essere la migliore stagione della loro carriera e credo che lo sia stata.